E da qui, da Villa Farsette a Santa Maria di Sala, che nel giorno in cui praticamente tutta Italia ritorna in bianco, prendono il via le manifestazioni in presenza dopo oltre un anno di stop forzato. C'è grande attesa in particolare per il ritorno del circo per i bimbi, con le rassegne a loro dedicate previste da martedì 6 luglio a Teatro Confilippo, tra letture, figuranti e trampolieri. Quindi il cinema sotto le stelle da mercoledì prossimo 30 giugno fino al 4 agosto, in alternanza con l'estate teatrale da venerdì prossimo 2 luglio. Insomma, per la ripartenza Santa Maria di Sala sceglie la cultura tra i settori che hanno subito maggiormente la crisi causata dal Covid. Abbiamo la rassegna teatrale adesso che ci abbraccerà tutti. Io sono veramente molto felice e credo di poter interpretare il pensiero di tutti noi. A Marghera, per l'omonima rassegna estiva in Piazza Mercato da martedì 6 luglio, ritorna l'attesissima manifestazione di concerti e rappresentazioni teatrali, con tutti gli spettacoli a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti. C'è dunque voglia di un ritorno ad una parvenza di normalità, ma sempre con le linee guida anti-Covid in vigore. Del resto, ad anticipare la voglia di normalità lo si è visto nelle scorse ore con la massiccia presenza alla mezza maratona di Jesolo, dove tra italiani e stranieri erano ben 4.500 i runners e gli appassionati che anche al chiaro di luna hanno anticipato tutti, sperimentando in anteprima i protocolli sanitari anti-Covid per gli atleti, a dimostrazione che le raccomandazioni base di igiene contro il virus restano tra le buone pratiche da non dimenticare. Usiamo il gel, tutto quello che va fatto, cerchiamo di farlo. Portiamoci dietro la mascherina, siamo in presenza, è estate, va bene. Godiamoci questa libertà che ci stanno dando. Oggi più che mai usiamo la testa.